Ciao da Federico, benvenuti in questa nuova serie che riguarda la California. Stiamo caricando le bici in furgone, sì, perché oggi andremo verso Pasadena, vi faremo scoprire le sue colline. Siamo in fase di carico, tutti pronti e carichi per questa giornata. Ecco il mezzo che andrà a accompagnarmi oggi in questo giro insieme al team di Veneto is Fabulous. Vi siete persi l'episodio precedente? Andatelo a vedere perché così scoprirete come è iniziata la nostra avventura, un percorso che ci porta da Los Angeles a San Francisco scoprendo le meraviglie della West Coast. Arriviamo al negozio di bici Velo Pasadena. Qui sono accorsi centinaia di ciclisti per conoscere la leggenda del ciclismo Francesco Moser per poter pedalare con lui, farsi fare un autografo e un selfie. Ora non ci resta che salire in sella, l'emozione e l'entusiasmo di vivere questa esperienza è indescrivibile. Con noi ci saranno autorità del calibro di Raffaella Valentini, console generale d'Italia di Los Angeles, anche lei interessata al progetto di Veneto is Fabulous, ma anche di vivere questa esperienza che oggi andrà a segnare una delle tante tappe dei tanti luoghi dove Francesco Moser ha messo le ruote. Allora salite in sella con noi per scoprire le colline di Pasadena. Ogni sobborgo, quartiere, distretto dove andiamo sembra di essere in un film. Sono location che abbiamo visto un sacco di volte negli schermi del grande cinema e oggi si possono rivivere in questa esperienza a Los Angeles. La bellezza della California è che ti porta da quartieri trafficati nella città metropolitana a quartieri come questo, e attraversarli in bici è veramente un qualcosa di incredibile. Ti fa apprezzare al meglio la varietà di questo paese e dei suoi paesaggi. Il nostro percorso passa a fianco a due strutture che rendono Pasadena famosa in tutto il mondo. Il primo è il complesso del Jet Propulsion Laboratory della NASA e il secondo è il Rose Bowl. Numeri: da capogiro 6.000 dipendenti, un budget approssimativo di 2,7 miliardi di dollari. La JPL si occupa di esplorazione dello spazio, sviluppando missioni spaziali e robotiche per esplorare il nostro sistema planetario e quelli vicini, cercare la vita oltre i confini della Terra. Passiamo davanti ora al Rose Bowl, uno degli stadi che è stato tra i più grandi del pianeta, ora al quinto posto per dimensioni, capaci di ospitare 92.500 spettatori. La nostra mente ci fa fare un tuffo nel passato. Al 17 luglio 1994 si disputa la finale dei mondiali di calcio Brasile-Italia. Tutto si decide ai rigori. Resterà per sempre impresso nella nostra memoria il rigore decisivo sbagliato da Roberto Baggio che dà la vittoria al Brasile. Siamo ritornati al punto di partenza, è stato un giro che ci ha fatto scoprire questo territorio in modo veloce, sì, perché oggi nessuno si è risparmiato. Doveva essere un giro turistico ma ci siamo divertiti veramente in compagnia, un giro multietnico, è stato veramente uno spettacolo. Eccoli che stanno giungendo al punto di partenza. Guardate questo negozio, è veramente qualcosa di incredibile. Entrando in questo negozio si comprende appieno la passione e l'amore che hanno i titolari per le due ruote. Fondato nel 1988 dall'ex corridore professionista Raj Jevrikian, Velo Pasadena è considerato uno dei migliori negozi di ciclismo della West Coast. Un'area è dedicata a vecchie bici da corsa, anzi un vero e proprio museo dove si trovano resti di marchi di biciclette ormai dimenticate insieme ad altri modelli vintage di marchi attuali. Francesco qui oggi trova anche la replica della bici con la quale ha stabilito il record dell'ora nell'84. Anche oggi il progetto Fabulous Veneto è stato accolto con grande entusiasmo. Ora ritorniamo verso la downtown di Los Angeles, ultima notte qui. Poi da domani si parte e si va verso San Francisco. Ci siamo trasferiti con i van qui a Santa Monica, il nostro punto di partenza di oggi, anche da dove parte idealmente l'Highway 1, la strada che costeggia il Pacifico, che va da Los Angeles a San Francisco. Oggi andremo a farne un tratto che va a costeggiare Santa Monica e Venice Beach. Lì in lontananza si può vedere il molo
l'iconico molo di Santa Monica, dove si può vedere anche la ruota panoramica, che è uno dei simboli del parco divertimenti, dove finisce anche la Route 66. Ma cos'è la Route 66? Parte da Chicago e arriva a Santa Monica, a Los Angeles, 2448 miglia, circa 4000 km. La strada della speranza. Dopo le crisi economiche degli anni 20, migliaia di americani la attraversavano alla ricerca di fortuna. Lungo questa strada si trovano motel, ristoranti a gestione familiare e vecchie stazioni di servizio che vi porteranno indietro negli anni 50 e 60. Un percorso dove si ritrova tutta la storia del paese e della sua evoluzione culturale. Un museo vivente a cielo aperto. Andiamo allora a scoprire questo angolo di paradiso nella zona costiera lungo l'Oceano Pacifico. Lì si possono vedere anche i lifeguard. Qui si è girato infatti anche Baywatch, vi ricordate, con Pamela Anderson. Da Santa Monica andiamo a spostarci verso Venice Beach, lungo questa ciclabile che costeggia l'Oceano Pacifico. Andremo a scoprire una città che è nata nel 1900, sviluppata per qualche anno, poi ci fu l'abbandono durante la depressione. Venice Beach, la Venezia d'America. Qui agli inizi del 1900 un imprenditore del tabacco decise di prendere un appezzamento per creare una piccola Venezia. In realtà l'opera, che durò una quindicina d'anni con canali e gondole, poi durante il periodo della depressione tutto fu abbandonato. Negli anni 80 furono ripresi i lavori per riportare alla luce quello che rimane di Venice Beach. Canali che furono costruiti nei primi del Novecento in parte poi con il tempo furono chiusi per costruire delle strade, mentre altri canali l'acqua diventò maleodorante e anche insalubre. Andiamo a spostare attraverso la Pacific Coast Highway. Siamo in una strada a traffico promiscuo, auto e bici, ma c'è sempre un piccolo spazio per le bici. Da un lato troviamo la montagna, di là oltre le case c'è l'Oceano Pacifico. Siamo nella zona che si sta addentrando nella parte più selvaggia di questo percorso, passando dalla città di Los Angeles verso Malibu. L'America è fatta di grandi numeri, grandi distanze. In questo tratto che da Santa Monica ci sta portando verso Malibu, ora ci stiamo continuando lungo la costa, si trovano veramente poche case particolari, auto di lusso. Ci troviamo in delle zone abitate dai VIP. Questa è la strada che abbiamo davanti a noi, con le colline da un lato che danno un effetto suggestivo a questa costa sul Pacifico. Una serie di sali e scendi, una brezza, un vento proveniente dall'oceano costante nel nostro percorso. Il nostro percorso procede sulla Highway 1 e andrà a farci scoprire il paese di Malibu, qui proprio sulla costa, famoso perché qui vivono sulle case sull'oceano le star di Hollywood e gli atleti più famosi, ma non solo. Nota come una delle spiagge dalle onde perfette, la Surfrider Beach di Malibu. In inverno all'estremo nord di Malibu rappresenta una postazione ideale per osservare la migrazione delle balene grigie. Siamo arrivati alla fine della tappa di oggi. Pensare che sulle strade che abbiamo fatto hanno girato il film di Fast and Furious, dove Vin Diesel era con la Ferrari. Fermati per una pausa hamburger e birra qui al Neptune Snatch. Questa è la strada dalla quale arriviamo. Andremo poi a fare un trasferimento verso Santa Barbara in furgone. Abbiamo già caricato i mezzi e siamo pronti a ripartire. Questo è il paesaggio che abbiamo adesso davanti ai nostri occhi, la spiaggia con l'oceano, in un paesaggio che sembra veramente selvaggio, una linea di asfalto immersa
nel verde alle spalle abbiamo le colline e qualche casa che va a dominare il paesaggio qui dell'Oceano Pacifico. Arrivati all'Electric Bikes di Santa Barbara, rivenditore autorizzato di F. Moser. Domani si riparte per la prossima tappa del nostro viaggio. Arriviamo a Santa Barbara, ci allontaniamo dalla downtown, da Los Angeles, e qui nella costa californiana si va subito a respirare tutta un'altra atmosfera. Siamo in un quartiere, in una zona che ha richiami fortissimi alle abitazioni spagnole nel loro interno, nelle loro strutture, ma sempre con un fascino americano. Inevitabile fermarsi a fare 4 passi per rilassarsi lungo queste spiagge che mantengono comunque un fascino molto selvaggio. Il video di oggi finisce qui, ma domani vi porteremo a Paso Roble, a Morro Bay. Andremo a scoprire un'altra zona californiana a modo nostro, un po' in un'esperienza mista, bici e a piedi, anche per integrarci con i local, per far scoprire anche le nostre realtà e andare a scoprire la loro cultura. Al prossimo video, ciao da Federico.